benvenuti in questo nuovo video sul canale di Shark Racer. In questo video siamo tornati in un precedente posto che eravamo già passati, perché effettivamente io che abito comunque a Verona, in Veneto, non è che abbia tutti questi 1000 posti, e questo qua era da tanto che non ci venivo e sarebbe da Fumane verso Molina, e è veramente bellissimo e mi mancava di venirci, quindi ho detto va bene, facciamo questo video. C'è un po' di traffico e ho visto che l'asfalto non è dei migliori qui, almeno, però ci proviamo, facciamo il giretto tranquilli, insomma, senza esagerare. Questo anno, che è il 2024, sono successe moltissime cose. Ho fatto anche il primo video recensione di una nuova moto che uscirà sul canale, ed è uno spoiler che chiaramente sto dicendo a chi mi segue, che mi guarda il video. È una moto che tendenzialmente, diciamo, è sempre su questa famiglia di questa, solo che è nuova, e chiaramente ci sono molte differenze quindi a riguardo. Poi in aggiunta posso raccontarvi che ho smesso di lavorare, al momento sono a casa e sto cercando anzi di vendere la mia Polo, visto che ho già la mia Mitsubishi Lancer 10 già da un po', dove gli ho fatto anche dei lavori, e è uscito il video di presentazione della nuova auto che vi invito a seguire se potrebbe piacervi. E niente, l'altra auto la sto vendendo, è un po' difficile, però perché bisogna trovare il venditore, l'acquirente giusto, cioè, e non è così semplice, però insomma in qualche modo ce la faremo, vedrete. E poi in programma c'ho di andare a Palermo, e sicuramente farò qualche foto là sul luogo, qualche cosa che metterò magari su Instagram, non credo su YouTube che ci farò qualcosa, ma va bene lo stesso, e niente. Poi ho in progetto di comprarmi l'interfono, anche se di per sé non mi aiuterà con la GoPro, nel senso non mi serve a nulla per quello, però se devo mettere il navigatore col cellulare forse decisamente è meglio avere l'interfono piuttosto di usare le cuffie del telefono, perché le cuffie un po' mi danno fastidio sotto il casco, devo dire, però vabbè, adesso vedremo, insomma è una cosa che non sto facendo tanto di fretta. Ho comprato anche dei coprisedili nuovi per il mio Mitsubishi Lancer 10 e sono molto soddisfatto. Un'altra novità che vi posso dire, per chi gli fa piacere il gossip, è che Shark si era fidanzato, ragazzi, aveva trovato la fidanzata e siamo stati insieme circa un mese, che è vero, sembra poco, ma in realtà non lo è poi così necessariamente, perché il discorso è che io ho fatto letteralmente quasi tutti i giorni sempre a casa sua di lei, e vivevo anche da sola, quindi ci vedevamo veramente spessissimo, e alla fine l'ho vista molto di più rispetto alla relazione dove ho visto la ragazza che sono stato per 6 mesi, che è stata la mia prima fidanzata. Può darsi che l'ho vista meno lei rispetto a questa, l'ultima fiamma che ho avuto. E purtroppo è capitato che ci siamo lasciati perché ci sono state delle svariate cose che non andavano, e insomma alla fine è stato meglio lasciarsi. Quindi per le ascoltatrici, followers che mi seguono, se qualcuna fosse interessata a un ragazzo serio, a un fidanzato con la passione delle macchine e delle moto, un po' pazzo, che gli piace camminare, che gli piacciono gli animali, gli piacciono i cani in particolare, che adesso c'è anche un geco leopardino, la quale gli farò un video dedicato sul canale pure per lui, e con l'insieme di tutte queste cose sto dicendo che come piccolo disclaimer, se qualcuno vuole approcciarsi a Shark mi può scrivere su Instagram, mi può scrivere via email, ovunque voi vogliate, mandate la candidatura che io personalmente poi vedrò di
fare insomma qualche uscita, vedere magari che tipo di persone potreste essere, nel senso, e alla fine poi ci si può sempre trovare l'anima gemella, insomma, quindi perché no, proviamoci. Di sicuro adesso trovo le buche più grosse del mondo per strada, che se state vedendo questo video è una cosa, mamma mia, che asfalto, cioè, vogliamo parlare dell'asfalto? Allora, a Roma io so che l'asfalto è molto peggiore, ma comunque qui si stanno impegnando a tenerlo male, in alcuni punti perlomeno, almeno dal tratto da appunto Molina a Fumane, che sto facendo adesso, è veramente decadente, e farlo in moto non è per nulla piacevole, anche se è una strada bellissima, bellissima proprio da vedere, cioè, ci sono dei paesaggi che vedi che sono spettacolari. Avevo fatto il video ancora quando non avevo il microfono, quindi non mi potevate sentire granché, e avevo detto che mi sarebbe dispiaciuto se non si fosse visto il paesaggio che c'era. Io avevo provato lo stesso a parlare, a raccontare qualcosa, anche se non avevo il microfono, per provare a vedere se magari mi avrebbe sentito qualcosa la GoPro, ma mi sbagliavo chiaramente. Adesso invece così va molto meglio. Chiaro che tutto è migliorabile volendo, però con i soldi che ho speso, con insomma quello che ho investito fino adesso, mi ha ripagato più che volentieri degli sforzi che ho fatto, perché comunque questa vecchia GoPro comunque il suo lo fa. Chiaro che mi ha fatto un po' penare, a volte sembra che non registra, cioè, infatti adesso stavo controllando a vedere se perfetto, la lucetta rossa c'è, quindi ottimo. Adesso siamo in un po' di discesa, non so quanto renda la GoPro la strada, come la faccio vedere, nel senso se si vede abbastanza bene, insomma, spero di sì. Ora siamo a Molina, e questa l'avevo portata già sul canale, che c'era scritto proprio Fumane, perché dopo ho fatto anche Fumane parte 2 con tutte le grotte con il sangue, tipo era stata una cosa divertente, ed ero arrivato giusto qui, mi ricordo, e adesso facciamo sto dossino. Ah sì, questo parcheggio me lo ricordo, bella questa Golf, carina, da dei cerchi niente male, cromati e oro, sì, li avevo già visti quei tipo di cerchio, ma non su una auto così un po' datata, li avevo visti su un'altra auto che comunque facevano il suo mega figurone. Chissà quanto costano quei cerchietti, ma facciamo finta che sono economici, sono belli comunque. Che bella strada. Curvetta. Ho stretto bene, sì, perché ragazzi, mi raccomando, per strada bisogna avere le traiettorie abbastanza corrette, che se arriva uno devi dargli tutto lo spazio possibile, anche per l'autobus, per qualsiasi mezzo che potrebbe esserci, deve stare molto esterno, molto esterno, cucito, ma di più sulla destra, diciamo. La corretta, il
corretto modo di viaggiare in sicurezza per strada è questo, che così evitate spiacevoli cose. Dopo è chiaro che se mi attraversasse un qualsiasi animale, che è un imprevisto appunto, se ci fosse qualsiasi altra cosa, quello va un po' anche a fortuna, perché tipo se mi attraverso un cinghiale non è che ci puoi fare granché, devi riuscire a trovare il modo di schivarlo, di insomma avere anche un po' di fortuna. Un po' di acquetta c'era lì, qui è molto stretto, quindi attenzione. Ok, se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!